Si fa gran parlare di federalismo, intanto è un bene che se ne parli. E poi il federalismo è una cosa molto utile. Tolto quel manto di sacralità che tutti ci mettono, in particolare la Lega, il federalismo è uno strumento tecnico importante. Ci sono degli studi che dicono che i paesi federali spendono esattamente la metà di quanto spendono gli stati unitari, come l'Italia e altri, per la gestione della cosa pubblica, cioè per la macchina burocratica. Quindi c'è una macchina, il federalismo, che rende il doppio di un'altra. E allora bisogna usarla. Qualcuno dice, sì, ma adesso non è il momento perché non ci sono i soldi, è un costo, c'è la crisi. Ma se io voglio superare la crisi, certamente devo investire per il futuro. È vero che questa macchina continua a produrre, ma produce la metà dell'altra. Io faccio un buon investimento, metto l'altra macchina a produrre, che è il federalismo, e ogni anno risparmio la metà. In pochi anni ho recuperato, ma ci sono questi soldi. Io credo che chiunque, compresi gli speculatori, starebbero molto attenti a un paese che ha il coraggio di adottare questa macchina, una macchina che produce il doppio dell'altra. Ma non solo, c'è anche una questione molto importante. Vedete, il federalismo è forse l'unico strumento, l'unico meccanismo, l'unica macchina che riesce a garantire responsabilità, efficienza e solidarietà. E il Veneto come è messo? Il Veneto è una delle 5 regioni che praticamente dà molto di più a Roma di quanto poi riceve indietro. Non è l'unica, sono 5, la Lombardia dà di più, ma il Veneto dà molto. E poi se consideriamo che nel 2002 dava 5 miliardi 217 milioni di euro e adesso è arrivata a 6 miliardi 882, quasi il valore, il costo del ponte di Messina, si parla di 7 miliardi. Qui c'è da riflettere, perché il Veneto ha bisogno di tante infrastrutture, ha bisogno di tantissime cose, ma se le vuole se le deve ripagare. In che senso? Nel senso che quando si parla di project financing si parla di una bella cosa, fare le opere con il project financing vuol dire che un privato le fa per te e dopo tu te le ripaghi, magari con il pedaggio. Avrai la strada, avrai la Pedemontana, avrai la Treviso Mare, avrai la Romea commerciale, nuova, ben fatta, in sicurezza, ma te la devi ripagare un'altra volta. Hai dato i soldi a Roma, avanzi 6 miliardi e 800 milioni? Non importa, te la devi ripagare. Se vuoi la strada te la devi pagare, ma così anche per gli ospedali unici, così anche per tante cose. C'è da riflettere, il federalismo è una cosa importante, utile a tutti, come abbiamo detto, ma c'è anche questa considerazione. Il Veneto paga le sue cose 2 volte.